Sindaco, festa di San Martin, edizione 2019, questa festa cosa rappresenta per Musile? Rappresenta un bel momento da condividere in piazza. Oggi tra l'altro, grazie al bel tempo, al sole, vediamo che ci sono veramente tante persone venute a vedere le bancherelle, la rievocazione di San Martino. Abbiamo anche le associazioni sportive, la Polisportiva Musile con delle prove gratuite per bambini e ci sono in effetti molti bambini che si stanno divertendo molto. È bello ricordare le nostre tradizioni, è bello portarle in piazza in maniera da farle conoscere anche ai più piccoli e viverle tutti insieme, quindi una bellissima giornata. Tra telefoni e PlayStation queste cose riportano un po' all'infanzia ma anche ai giochi buoni. Assolutamente, sono d'accordo, infatti si stanno divertendo tutti un sacco. Giochi di una volta, i bambini si divertono ancora? Sì, tantissimo. Sì, funzionano tantissimo, dovrebbero ritornare. Cioè, dopo televisioni, dopo i cellulari, queste qua veramente ti fanno tornare il bambino, veramente. È una bella giornata in cui insieme alla Proloco abbiamo organizzato un ritorno alla tradizione, alla storia e alla cultura di questo territorio. Abbiamo visto San Martino che ha diviso il suo mantello e che in qualche modo ha riportato una piccola estate a Musile in questa giornata. Sono momenti in cui si possono condividere in piazza queste tradizioni, per cui un tessuto giovane come quello di Musile diventa un collante in queste occasioni. Abbiamo portato un po' di Roma a Musile di Piave e abbiamo cercato di regalare anche ai più piccoli con dei laboratori un ricordo di questa giornata, facendo respirare a tutto Musile un po' dell'aria di 2000 anni fa. In conclusione poi abbiamo portato Roma associata alla storia di San Martino, quindi trasportando il santo a quello che era effettivamente un uomo di Roma che ha vissuto l'epoca del cambiamento fra il politeismo e il cristianesimo.